Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 42esima e ultima giornata in Serie B-Win, chiusura di stagione allo stadio Romeo Menti per Vicenza ed Empoli, partita che non conta per la classifica con i Iberici a quota 53 punti e i Toscani al 56. Questi ultimi sino a settimana scorsa hanno avuto velleità di playoff smorzate però dal mancato successo casalingo sul Torino. L'arbitro del match è il signor Giancola Di Vasto, destini opposti per i due tecnici. Alfredo Aglietti resterà sulla panchina dell'Empoli la prossima stagione, mentre quasi certamente lascerà quella del Vicenza Rolando Maran. Intanto Maran è subito costretto a sostituire l'infortunato Gavazzi con Cellini. 15° minuto, Empoli in avanti da Valdifiori per Signorelli che si beve Zanchi, destro però che si perde alto sopra la traversa della porta difesa da Frattali. La risposta del Vicenza, il cross di Cellini ha bruscato, semi rovesciata spettacolare, efficace la risposta in angolo da parte di Pelagotti. Rivediamo l'acrobazia del bomber Berico e la parata dell'estremo difensore dell'Empoli. Ancora Vicenza, ancora bruscato, il destro, il palo, la palla resta lì, botta, la respinta con il corpo da parte di Tonelli dal basso. Il destro di Abruscato, sfortunato, palo pieno a Pelagotti battuto, ma il Vicenza insiste. Cellini, testa alta, campo aperto in profondità per il tocco delicato di sinistro ancora di Elvis Abruscato. Questa volta Pelagotti è battuto. Vicenza 1, Empoli 0 al 29esimo. Sono 19 i gol in questa Serie B-Win per Elvis Abruscato, raggiunto l'attuale direttore sportivo Berico Stefan Schfock, che ne aveva segnati 19 nella Serie B 2002-2003. Ancora rivediamo il tocco delicato mancino di Abruscato. Non si accontenta la squadra di Maran. Soligo per Cellini che non riesce a toccare Pelagotti, in qualche maniera sventa la minaccia. Il Vicenza prova a legittimare il vantaggio. Musacci però dalla parte opposta scatena il destro, la risposta di Frattali. Poi Laurito viene fermato per una posizione irregolare di fuorigioco. Attenzione al giovanissimo uruguaiano Brugman, due dribbling, gran destro, ancora la parata di Frattali. Insiste l'Empoli, siamo al 45esimo. Brugman, Lazzari Brugman, sinistro sotto l'incrocio dei pali, e l'Empoli fa vedere uno dei tanti talenti della sua primavera. Classe 1992, uruguaiano Duarte Gaston Brugman, alla seconda presenza in Serie B-Win, bagna questa partita con un gran gol. Comincia la ripresa, insiste la squadra di Aglietti. Attenzione, il tiro di Laurito, questa volta facile preda da parte di Frattali. Fa molto caldo al Menti, infortunio per Cellini che deve lasciare il campo al marocchino Armà. Martinelli, sinistro insidioso, fuori non di molto. Attenzione l'Empoli con Lazzari, insacca Laurito ma si alza la bandierina del collaboratore di Giancola. Posizione irregolare per l'argentino ex udinese. Pelagotti con la mano devia in calcio d'angolo sopra la traversa. Una grande intuizione da parte di Abruscato. L'ultima azione di rilievo è per l'Empoli, sinistro alto da parte di Laurito. Finisce 1-1 al Menti tra Vicenza ed Empoli per entrambe. È l'arrivederci alla Serie B-Win 2011-2012.